contagi alle sessioni d'esame di Ca' Foscari. A lanciare l'allarme il collettivo studentesco che si è riunito in assemblea nella sede centrale dell'Università Veneziana. Settimana cruciale per il Veneto, stabili le terapie intensive, la curva dei contagi si sta stabilizzando, vola la copertura vaccinale, entro metà febbraio in Veneto sarà del 90%. Una ricerca della Regione ha studiato l'efficacia del vaccino confrontando i dati di mortalità, ospedalizzazione e durata della positività. Per i Novax il rischio di morte è 12 volte superiore. Il Tribunale ha concesso al Consorzio Venezia Nuova altri 2 mesi di tempo per presentare il piano di concordato, raggiunto l'accordo con la maggior parte delle imprese consorziate. Vertenza Speedline di Santa Maria di Sala, sindacati preoccupati che al di là degli impegni presi dalla proprietà si stia procedendo allo svuotamento dello stabilimento. Tra ville, appartamenti e terreni sono 460 i beni immobili confiscati alla criminalità in Veneto, solo 1 su 5 utilizzato per finalità sociali, lo studio del parlamentare Pellicani. Dalle scarpe da calcio alle borse di marca, vasto quantitativo di merce contraffatta sequestrata in aeroporto a Venezia dall'Agenzia delle Dogane e dalla Finanza, proveniva da Cina e Turchia. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Prima di partire con i servizi di questa sera, con le notizie riguardanti innanzitutto la situazione Covid, vi propongo il quesito del nostro sondaggio di questa sera che poi commenteremo al Ring. Il centrodestra dice Berlusconi al Quirinale, è giusto secondo voi? Per rispondere di sì 0422 1626 691. Per rispondere invece di no 0422 1626 690. Tema naturalmente questo ampiamente dibattuto, discusso in queste giornate, visto che manca poco all'inizio delle votazioni per il Presidente della Repubblica, per il rinnovo del Capo dello Stato, e dunque questo è il sondaggio che vi proponiamo questa sera. Andiamo allora al Covid, perché c'è rischio contagio alle sessioni d'esame, l'avete sentito dai titoli di Ca' Foscari. A lanciare l'allarme è il collettivo studentesco che si è riunito in assemblea. Ca' Foscari sa benissimo qual è la situazione pandemica e la gestione che ha avuta tutta della cosa non è stata per niente all'altezza della situazione. Da Venezia il collettivo universitario LISC lancia l'allarme sul rischio contagi a Ca' Foscari. Attualmente gli esami orali sono svolti in modalità telematica, ma le lezioni con capienza al 50% e gli esami scritti in presenza. E da giorni, comunica il collettivo universitario Liberi Saperi Critici, leggiamo messaggi di studenti che si ritrovano in sede d'esame senza che nessuno controlli loro il Green Pass, con l'app Immuni che segnala casi di positivi in aula, o studenti che dopo l'esame si affrettano ad avvisare i compagni di avere contratto il virus. Nel momento in cui le disposizioni della rettrice vanno in un senso e le persone sono comunque costrette a fare gli esami, anche perché appunto magari rischiano di andare fuori corso e quindi dover pagare ulteriori tasse per appunto raggiungere l'obiettivo della loro carriera accademica, non è assolutamente una colpa imputabile agli studenti, è cioè, insomma, non vengono dati gli strumenti a noi di poter fare gli esami in sicurezza. È richiesto il tampone per fare l'esame? No, è richiesto soltanto il Green Pass e non è neanche richiesto tutte le volte, cioè non è sempre controllato, si controlla a campione. Gli studenti si sono riuniti in assemblea a Ca' Foscari Centrale per dar voce a quelle che definiscono richieste legittime e indispensabili. Noi da 2 anni, da quando è iniziata la pandemia, chiediamo per garantire un ritorno degli studenti in sicurezza, in presenza, che l'università metta a disposizione gli spazi che ha in tutta la città, e questo non è stato fatto finora. La possibilità di fare dei tamponi gratuiti, perché nonostante fior di tasse che noi studenti paghiamo, ecco, minimo un tampone anche per garantire la sicurezza sia personale che degli altri, ci sembra il minimo. Il messaggio alla rettrice Tiziana Lipiello è chiaro. Vogliamo poter svolgere gli esami e le lezioni in sicurezza, scrivono gli studenti. Raggiungere l'università senza la paura di doverci trovare su un autobus colmo di persone. Continuare a svolgere attività studentesche in luoghi adatti e sicuri. Ad oggi non è così.
Settimana cruciale questa per il Veneto, stabili le terapie intensive, la curva si sta in qualche modo stabilizzando. Ora, secondo il presidente Zaia, è opportuno rivedere le regole per casi e quarantene. Vola la copertura vaccinale, entro febbraio in Veneto sarà del 90%. Questa settimana è cruciale, è centrale. Non lo è solo per il Quirinale, lo è anche per il virus che a noi qui in Veneto insomma ci interessa tanto. Guardate che non possiamo pensare di mandare in isolamento metà Veneto. Settimana cruciale questa, ma non solo per il Veneto. Entro poche ore potrebbe essere inviata alle regioni una nuova circolare che accoglie i cambiamenti che in sostanza sono stati proposti proprio dal Veneto al governo. Tra le note principali la proposta di modificare la definizione di caso, di sdoganare i tamponi fai da te e di modificare ancora la misura dei tamponi a fine quarantena con quelli di prima generazione delle farmacie. In una parola, semplificazione. È innegabile che lo scenario sia cambiato radicalmente perché è una variante radicalmente nuova, ma anche perché abbiamo i vaccinati e quindi è fondamentale cambiare anche la strategia. Ma settimana cruciale anche perché la curva del contagio sembra essersi stabilizzata. Sembra ci sia una fase di plateau, cioè che la curva comunque si sia raffreddata e si sia appiattita. I dati che ad oggi collocano il Veneto con una percentuale di occupazione della terapia intensive del 20%, dei posti in area medica del 25% e danno a 6.381 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Le terapie intensive si stanno stabilizzando sui 200 letti occupati. Il numero dei contagi continua a crescere, sono positivi anche il direttore generale della Sanità Veneta Luciano Flor e l'assessore alla Sanità Manuela Lanzarin, entrambi asintomatici, come moltissimi altri veneti. È pur vero che la mole, e questo ve lo voglio sottolineare, di asintomatici ci induce a fare delle riflessioni che prima sarebbe stato impossibile e inadeguato farle. Se è vero che non basta essere positivo per essere contagioso, come sta cercando di provare la comunità scientifica in queste ore, è anche vero che la mole dei contagiati sta rischiando di paralizzare scuola, famiglie e attività. In Veneto la copertura vaccinale intanto raggiunge numeri da record, 88,6%. L'obiettivo del 90% lo raggiungiamo. Confermati in tutto il Veneto gli open day nel weekend per le vaccinazioni pediatriche. 5 e 11 siamo già a 1 su 3 vaccinati. Siamo al 27%, quasi 1 su 3. L'obiettivo resta dunque ora quello di agire sul calcolo dei dati e di convincere il governo a cambiare le regole per la definizione dei casi e la gestione delle quarantene. E una ricerca proprio della Regione Veneto ha studiato l'efficacia del vaccino sulla base della comparazione di alcuni dati legati a mortalità, ospedalizzazione e durata della positività. Sentiamo cosa è emerso. Per l'ospedalizzazione complessivamente è un 12 volte in più per il non vaccinato, che può arrivare fino a 40 volte per la mortalità quando abbiamo un'età molto avanzata. Quindi sono valori di rischio che in ambito epidemiologico sono molto ma molto importanti. Quanto è efficace il vaccino, misurato per età e per genere, quanto la positività può essere persistente a fronte di una copertura vaccinale o meno, quanto dura la degenza in base allo stato vaccinale, sono domande a cui ha risposto uno studio già pubblicato e coordinato dalla responsabile del servizio prevenzione regionale, la dottoressa Francesca Russo, e da Vincenzo Baldo, responsabile del servizio igiene e sanità pubblica dell'Università di Padova. L'altro dato rilevante è che abbiamo potuto vedere come sia la durata della positività per un soggetto vaccinato rispetto a un non vaccinato, sia la durata della degenza in ospedale per un vaccinato rispetto a un non vaccinato, ha una riduzione in termini temporali di circa 5-6 giorni. 2.200.000 le persone testate. Il periodo di analisi risale a quando in Veneto il 70% della popolazione aveva ricevuto almeno la prima dose di vaccino. Importante, conclude il gruppo di studio, il completamento del ciclo con la dose booster, e alla domanda sulla necessità della quarta dose Baldo così risponde. Saranno i dati a dirci quello che dovremmo fare, aspettiamo i dati anche da Israele che hanno iniziato con la quarta dose, però è insostenibile dal punto di vista ovviamente di sanità pubblica poter gestire un numero di dosi così elevate ogni 4 mesi, sarebbe veramente impossibile. Ora voltiamo pagina, parliamo di Mose. Dal Tribunale di Venezia altri 2 mesi per il piano di concordato.
Il Tribunale di Venezia ha concesso altri 2 mesi di tempo al Consorzio Venezia Nuova per presentare il piano di concordato. La notizia è lanciata dall'ANSA. È stata in questo modo accolta l'istanza presentata dagli avvocati Stefano Ambrosini, Carla Scribano e Fabio Iozzo su incarico del commissario liquidatore Massimo Miani, nella quale era stato dato conto dei progressi fin qui registrati dal Consorzio nel processo di ristrutturazione dei propri debiti, pari a oltre 300 milioni che, sommati a quelli della società Comar, sfiorano i 400 milioni. Il commissario ha raggiunto l'accordo con la maggior parte delle imprese consorziate, con gli impiantisti e con un congruo numero di fornitori, mentre è tuttora aperta, in via di imminente soluzione, la trattativa con il Provveditorato alle Opere Pubbliche di Venezia, l'ex Magistrato alle Acque, su cui dovrebbero pronunciarsi a breve il Consiglio Superiore delle Opere Pubbliche, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato e la Corte dei Conti. Al nuovo incontro in sede istituzionale sulla situazione della Speedline di Santa Maria di Sala, i sindacati hanno manifestato la preoccupazione che, al di là degli impegni presi dalla proprietà il 7 gennaio scorso, si stia procedendo allo svuotamento dello stabilimento. Una preoccupazione rilanciata anche dall'assessore al lavoro Elena Donazzan, che ha partecipato all'incontro supportata dall'unità di crisi e dalla direzione lavoro della regione. Ho già vissuto situazioni contrattative non trasparenti, ha detto infatti Donazzan, tese al raggiungimento della chiusura attraverso lo svuotamento dell'impianto, delle produzioni, la cessione dei brevetti e degli stampi. Non vogliamo che si ripeta questa triste storia, fu così per ACC e non deve essere per Speedline. Tra ville, appartamenti e terreni, intanto, sono 460 i beni immobili confiscati alla criminalità in Veneto, solo 1 su 5 utilizzato poi per finalità sociali. Ville, terreni edificabili, appartamenti, ex fabbricati industriali, negozi e alberghi. È ricco il patrimonio che possiede il Veneto grazie alle confische nei confronti della criminalità organizzata. Gran parte di questi beni però è ancora del tutto inutilizzata e rischia di deteriorarsi con il tempo, facendo fallire il principale scopo del sequestro, la restituzione di tali beni alla comunità per finalità sociali. Secondo un'indagine effettuata dall'onorevole Pellicani, i beni immobili confiscati in Veneto sono 460. Però solamente 1 su 5 viene poi riutilizzato e questa è una percentuale bassissima che dimostra come va fatta chiarezza. E chiarezza come? Intanto bisogna valorizzare meglio gli immobili sequestrati con una gestione più manageriale, assistendo in particolare i piccoli comuni, che poi sono quelli destinatari dei beni, ad avere un riutilizzo, come dire, in tempi rapidi, ma soprattutto avere anche le risorse per poterli valorizzare, restaurare e restituire alla collettività. La provincia con il maggior numero di beni sequestrati è Vicenza, seguita da Venezia, Verona, Padova e Treviso. Uno dei pochi immobili che hanno trovato un utilizzo concreto nel veneziano è la villa a Campolongo Maggiore, con piscina e campo da tennis, che apparteneva all'ex capo della mafia del Brenta, Felice Maniero, ora divenuta sede di varie associazioni e intitolata a Cristina Pavesi, la giovane 22enne di Conegliano morta per l'esplosione sul treno provocata dalla banda. I beni non ancora assegnati nel Veneto sono 368. Sono urgenti maggiori risorse e il miglioramento della gestione dei beni confiscati per riuscire ad assegnare nuove opportunità, in particolare ad associazioni e a realtà del volontariato. Questo dimostra come è necessario probabilmente anche investire risorse dal PNRR a queste finalità e soprattutto trovare delle norme, degli strumenti anche legislativi che garantiscano maggiore efficienza nella gestione. Scarpe da calcio e tanti altri articoli contraffatti sono stati sequestrati in aeroporto a Venezia grazie a un'operazione degli agenti dell'Agenzia delle Dogane in collaborazione con la Finanza. Provenivano da Cina e Turchia. Scarpe da calcio e altri articoli contraffatti sono stati scoperti e sequestrati presso l'aeroporto Marco Polo di Tessera dai funzionari dell'Agenzia delle Accise in collaborazione con la Guardia di Finanza in 2 operazioni di controllo su spedizioni di corrieri aerei.
Le 2 spedizioni provenivano dalla Cina e dalla Turchia. In tutto sono stati scoperti oltre 50 paia di scarpe da calcio e sportive, complete di scatole e sacchetti protettivi in stoffa, 153 cappellini, 60 cinture e uno zaino, un portafoglio e una borsa. La merce, che copiava noti marchi, era destinata a cittadini residenti nel territorio italiano ed è stata posta sotto sequestro. Gli importatori sono stati tutti denunciati per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Cambiamo tema, la sua misteriosa sparizione aveva creato un'ondata di sdegno a Venezia. È giallo su chi abbia rimosso un tabernacolo che proteggeva la statua di un Cristo del 1300, poi ritrovato in Campo San Leonardo. Sta gente qua non ha altro da pensare, portare via una cassetta di legno, ma esiste solamente questo. Non è che perché succede questo, normale portano via prima la cassetta, portano via un pezzetto, guardano cosa succede eccetera e poi magari si portano via anche il pezzo del 1300. Chi l'abbia portata via e per quale motivo al momento non si sa. Di certo c'è che l'edicola di legno che proteggeva la statua d'Istria di un Cristo crocifisso del 1300 in Calle Emo a Cannareggio è stata ritrovata poche ore dopo che la notizia della sua scomparsa aveva suscitato un'ondata di sdegno e rabbia in mezza Venezia. Il primo a lanciare l'allarme era stato il restauratore Valentino Cunego, che nel 2018 aveva realizzato l'opera per conto dell'associazione Masegni e Nissioetti, col placet della soprintendenza e il plauso della curia e del comune. È stata proprio tolta probabilmente anche con gente che ha qualche esperienza, perché il muro non è ancora intatto, quindi è stata svittata e portata via. Noi eravamo già pronti come associazione a rifarne un'altra, insomma, perché è una cosa che ci tenevamo e che ci teniamo molto. Alberto Alberti è un membro storico di Masegni e Nissioetti, un'associazione di volontari che si occupa della tutela e della lotta al degrado di Venezia. A scoprire ed iniziare il processo di tutela di questa piccola statua è stato invece Luigi Ferrigno, decano dei fotografi veneziani, che ne aveva preso l'esistenza nel 1993 durante una campagna fotografica. All'epoca qui c'era una cassetta malandata che poi è scomparsa. La statua era originariamente completamente annerita. Ho segnalato subito la cosa alla soprintendenza e mi pare anche ai carabinieri del patrimonio culturale, per cui già sarà bloccato, perché il mio timore, si può dire così, era che volessero proprio portare via l'opera. Nicola Tognon, presidente dell'associazione Masegni e Nissioetti, ha annunciato di avere intenzione di sporgere denuncia. L'edicola, che è stata ritrovata nei pressi di Campo San Leonardo, tornerà presto al suo posto. Siamo in attesa di altre comunicazioni da parte della Polizia Municipale, dopodiché la rimetteremo su come prima. Ora parliamo invece di amministrazione e gestione della fauna selvatica. Mestre Ca' Foscari è impegnata nella formazione di una figura professionale che si prevede molto richiesta in un futuro prossimo. Per saper gestire il patrimonio faunistico non occorrono solo competenze in biologia e zoologia. Sono richieste ad esempio anche competenze in materia giuridica, visto che le scelte si traducono poi in norme e provvedimenti, e in materia economica. E poi decisioni come l'abbattimento di uno o più animali comportano la necessità di una consapevolezza dei profili etici di questa azione. La Mestre Ca' Foscari è impegnata nella formazione di una figura professionale che in un futuro prossimo si prevede molto richiesta. La prospettiva è quella di operare nel mondo della fauna selvatica o presso pubbliche amministrazioni che gestiscono la fauna selvatica, parchi, regioni, oppure anche presso i cosiddetti ATC, le riserve alpine, oppure attività libero professionale di consulenza. Al Master di Ca' Foscari viene approfondita anche la problematica sanitaria della peste suina africana, una malattia virale non trasmissibile all'uomo che si sta propagandando in diversi paesi dell'Unione Europea, colpendo maiali domestici e cinghiali. E io credo che con il nostro Master siamo partiti in tempo, forse in anticipo, rispetto a quando il mercato richiederà queste figure professionali. Cioè già c'è una richiesta di queste figure professionali, ma io credo che ci sarà proprio un'esplosione in questo senso. Un'esplosione data dalla consapevolezza che la fauna è un bene, ma è un bene da gestire.
Vi ricordo dalle 21:15 l'appuntamento con Ring. Ospiti di Ferdinando Avarino saranno Alberto Villanova, Arturo Lorenzoni, Marco Bonet, Paolo Noventa, la collega Valentina Visentini e Andrea Martella. Dalle 21:15 dunque l'attualità politica di Ring. È tutto per questa sera, grazie per averci seguito, vi lascio alle previsioni del tempo per domani, arrivederci. Approfitta dell'ecobonus 50% e sostituisci i tuoi serramenti. Soluzioni SRL a San Donà di Piave. Contattaci per un preventivo gratuito. Bentrovati al meteo. L'anticiclone delle Azzorre domina ancora la scena sull'Italia, abbracciando anche il nostro territorio, dove la giornata di martedì 18 gennaio sarà decisamente buona. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto sarà asciutto e senza piogge, con un ampio soleggiamento e cielo al massimo poco nuvoloso in montagna. In pianura presenza di nubi basse, foschie e nebbie al mattino, ma via via in sollevamento. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime sotto zero ovunque, 0 gradi a Venezia, massime sui 6-9 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove non cambia lo scenario. Sarà una splendida giornata all'insegna del sole, come vediamo. Il cielo sarà limpido o velato un po' su tutte le province. Temperature minime tra -1 e 3 gradi, massime sugli 8-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato, solo con qualche nube al mattino, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime intorno a -2, -1 grado, massime sui 9 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Approfitta dell'ecobonus 50% e sostituisci i tuoi serramenti. Soluzioni SRL a San Donà di Piave. Contattaci per un preventivo gratuito.